Non toccate Don Federico. Devi combattere anche questa battaglia, sì, perché tu sei un combattente. Questa volta però hai l'affetto e l'amore dei tuoi amici, delle persone che ti conoscono e che grazie a te hanno imparato il significato di parole come onestà. Per quanto possa valere, io sono al tuo fianco, la mia spada taglierà le malelingue. Coraggio, amico mio, tieni duro. Di certo non sarà un po' di fango a spaventarti. E poi ancora, un forte abbraccio come quelli che sai dispensare tu. Sui social in queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di vicinanza a Don Federico De Bianchi, ex parroco di Santa Giustina a Vittorio Veneto. Il sacerdote è accusato di molestie sessuali da 3 persone che all'epoca dei fatti tra il 2009 e il 2010 erano ricoverati in ospedale mentre Don Federico era cappellano del nosocomio e che avrebbero raccontato di essere state molestate. Accuse tutte da accertare da parte degli inquirenti, ma il primo ad essere intervenuto sulla vicenda è stato il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, con una lettera indirizzata ai fedeli. Un nostro confratello, Don Federico De Bianchi, scrive il vescovo, è stato accusato di molestie sessuali. Dopo un primo momento di incertezza derivante dalla labilità delle accuse, i responsabili dell'US hanno messo la cosa nelle mani della magistratura, la quale ha deciso che la questione debba essere dibattuta in sede processuale. Fin dal primo momento Don Federico, che si è confrontato con me, continua nella missiva il vescovo, si è dichiarato deciso nell'escludere la via del patteggiamento e anche quella del rito abbreviato. D'accordo con i suoi legali affronterà il dibattimento processuale, il luogo adeguato dove far sentire la voce della difesa e poter dimostrare la propria innocenza. Intanto a Santa Giustina, dove fino allo scorso anno Don Federico, denominato da tutti il parroco social per i suoi interventi spesso sotto forma di poesia su Facebook, da dove aveva annunciato lo scorso novembre a sorpresa il suo addio al paesino vittoriese, viene ricordato dai fedeli come una persona solare. Beh, è una persona sempre solare, sempre di buon umore, comunque stava in mezzo ai giovani. Una brava persona. Solare. Sì, sì, allegro.